I paesi della NATO e i suoi alleati sono solidali con l'Italia, così al TG1 il segretario generale Stoltenberg. L'alleanza tutela i suoi soldati in missione, come quelli italiani in Afghanistan. Il corrispondente Alberto Romagnoli. Migliaia di soldati italiani sono impegnati in tutto il mondo in missioni della NATO. Cosa state facendo per tutelarli? Stiamo mantenendo operative tutte le nostre missioni, ad esempio quelle in Afghanistan, dove c'è una significativa presenza di truppe italiane. Ho incontrato molte volte i vostri soldati. So che sono molto impegnati nella loro missione, anche in questi tempi difficili. Come si spiega che alcune forniture mediche sono arrivate prima dalla Cina e dalla Russia piuttosto che da altri paesi alleati della NATO? In realtà ci sono altri esempi. Un aereo turco ha portato aiuti destinati all'Italia e alla Spagna, attrezzature, indumenti sanitari protettivi per aiutare questi due paesi a combattere l'emergenza coronavirus. Ma ci sono anche altri esempi, come la Germania, che accoglie pazienti dall'Italia per curarli nei suoi ospedali. Come giudica quello che sta accadendo in un paese della NATO come l'Ungheria? La libertà di stampa per me è un valore universale, un elemento cruciale nelle società libere e uno dei valori fondativi della stessa NATO. Fa parte del cuore del nostro trattato, il Trattato di Washington. Ha a che fare con la libertà individuale, la democrazia e la stessa libertà. Dove c'è lo Stato di diritto, non ci può essere democrazia senza libertà di stampa. In Sicilia ora